Da che parte sta l'Italia? Viene da chiederselo, c'è da chiederselo, ce lo si chiede, viste le misure che il governo sta varando nei confronti adesso dei poliziotti, dei carabinieri, insomma delle forze dell'ordine, per restare nel generico, nel generale più che nel generico, senza dimenticare che questo è il governo che ha reintrodotto, anzi che ha tolto il reato di clandestinità, che ha varato indulti e amnistie varie, lo sapete, lo dicono i giornali, a fatica di nascosto perché non va bene, disturba il padrone come lo chiamo io. Ci sono spacciatori di droghe che non finiscono nemmeno in carcere ormai, dopo le misure di questo governo. Ma devo dire anche che quelli precedenti, il governo Mario Monti, devo dire che anch'esso non si è come dire, nascosto su questo fronte, ahimè. Allora, parliamo tra qualche minuto proprio di questo argomento con quello che io chiamo, mi ripeto sempre che vecchio che sono, un addetto ai lavori, vale a dire il segretario generale dell'UGL Polizia, vale a dire il dottor Walter Mazzetti. Lo sentiamo proprio per capire quali sono le condizioni. Pensate che il 70% dei poliziotti vive dopo 15 anni, insomma queste sono le condizioni medie, no? 15 anni di servizio, 1.300 euro di stipendio, il 70% dei poliziotti tira avanti così. Francamente non sembra uno Stato che verso altri suoi, tra virgolette, servitori è molto più largo di manica. Non sembra che con queste persone invece con coloro che sono i custodi della nostra sicurezza, quindi di un bene fondamentale in un consorzio civile, lo Stato italiano è sempre più latente e latitante. Forse i poliziotti dovrebbero mettere le manette allo Stato italiano. È una battuta, si fa per ridere. Tra l'altro mi viene in mente adesso che anche sul fronte sanità ci sono i tagli in previsione, però gli operatori della sanità, anche essi, non sono certo pagati per come, non sono remunerati come succede in altri settori. Ci sono dipendenti pubblici, non so, nomino una categoria a caso, magistrati e insegnanti, che magistrati sapete prendono come un parlamentare, gli insegnanti prendono comunque uno stipendio di tutto rispetto, ma in termini di ore, di monto ore lavoro, sono molto lontani da infermieri e poliziotti, però loro prendono di più e lavorano di meno, quindi lo Stato è strabico, o perlomeno possiamo dire che sul fronte sanità e sicurezza braccino corto. E questo è il menù del giorno. Tra l'altro introduco la trasmissione perché ho detto taglia alla SS, sicurezza e sanità, con questi governi degli ultimi 3 anni sono in sofferenza. Pensate, oggi la notizia giornale intitolava malati e mazziati, tagli alla spesa partono dalla sanità, la notiziagiornale.it che trovate anche online. Ma noi cominciamo invece adesso parlando di sicurezza, tagli. Mi ha impressionato anche quel dato, ve l'ho detto, 70% dei poliziotti dopo 15 anni di lavoro 1.300 euro di stipendio. Davvero un brutto segno che lo Stato dà a coloro che lavorano per lui e per noi, quindi. Allora, ne parliamo subito col dottor Walter Mazzetti, che è il segretario generale di UGL Polizia. Buonasera dottor Mazzetti, grazie per essere qui con noi. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio Padania. Allora, io ho introdotto la sofferenza nel quale la categoria che lei rappresenta si trova. È stato preannunciato anche uno sciopero, i blocchi degli aumenti, quindi già abbiamo parlato, gli scatti, no? Perché si parla di aumenti sembra sia una concessione, no? C'è l'inflazione, regolarmente gli stipendi di tutti qualcosa devono crescere, altrimenti continueremo a prendere, che ne so, 100.000 lire come mio papà la Zanussi negli anni 60, credo fossero 100.000 lire. E invece quello che è un diritto sancito, adesso mi sfugge la Costituzione, ma un diritto sancito è stato precluso, vi è stato precluso. E quello che colpisce
è che a voi è stato precluso, la sanità sappiamo che subisce tagli, poi ci sono altre categorie, 150.000 insegnanti li assumiamo, cioè lo stesso datore di lavoro che toglie a sanità e sicurezza, però assume 150.000 insegnanti. Una brutta fotografia, ma parliamo dei vostri problemi, dottor Mazzetti. A lei la parola, che quadro è quello del 2014? Allora, innanzitutto la ringrazio per darmi l'occasione anche di spiegare bene la situazione che ultimamente è assurta un po' alle cronache, questa questione inerente allo sciopero. Ecco, noi non stiamo rivendicando un rinnovo contrattuale a dispetto di tutti i lavoratori al quale è stato bloccato, noi stiamo rivendicando una cosa diversa. Ed è quello che faceva un po' lei prima in riferimento. Il problema nostro, in buona sostanza, è che gli stipendi dei poliziotti, diversamente dal pubblico impiego, sono strutturati in maniera diversa. Allora, per scelte anche volute dalle amministrazioni, scelte che si sono succedute nel tempo, durante i rinnovi contrattuali, ammettiamo che erano 10 euro da dare, e mentre il pubblico impiego ha deciso di mettere 9 euro sullo stipendio e magari 1 euro sulle voci accessorie, noi abbiamo, non sapendo quello che sarebbe successo dopo, optato per dare 5 euro sullo stipendio e 5 euro su alcune voci accessorie. Queste voci accessorie andavano a premiare la funzionalità, l'anzianità, quindi le maggiori responsabilità che venivano acquisite nel corso del tempo e un po' dovevano essere un incentivo ad evitare un esodo dalle forze dell'ordine che si trovano, come sappiamo, anno dopo anno sempre più sguarnite. Ecco, bloccando il tetto salariale, quindi non permettendo a nessuno di poter guadagnare più di quanto guadagnava nel 2010, di fatto noi stiamo dando un contributo per questa crisi che è molto superiore a quello di qualsiasi altro dipendente pubblico. Allora, fermo restando il blocco dei contratti, noi chiediamo almeno questo aspetto che deve essere rivisto. Io le faccio il mio esempio, io sono un vicequestore aggiunto, 29 anni di servizio e sto perdendo più di 4.500 euro l'anno. Non soldi extra, che erano soldi che erano stati dati sui contratti. Ecco, se io quei 4.500 li avessi messi spalmati sullo stipendio, oggi nessuno me li avrebbe toccati. Siccome per scelte delle amministrazioni sono state messe su voci accessorie, oggi quei soldi mi vengono sottratti. La mia domanda è la domanda che si fanno i poliziotti: c'è qualcun altro nel pubblico impiego che paga un sacrificio così alto? E questo, allora, se avessero diviso a scaglioni e magari avessero detto chi guadagna entro questa aliquota paga questa tassa di solidarietà, chi ha un reddito entro questa aliquota, saremmo stati tutti contenti. Così facendo, di fatto, si creano delle iniquità molto forti. E il problema è che, come si diceva prima, piove sul bagnato, perché gli stipendi ormai delle forze dell'ordine sono ridotti veramente al lumicino, tralasciando l'importanza della funzione e la responsabilità della funzione che si assolve, che anche la gente più giovane appena entrata in polizia si assume nel momento in cui prende servizio, ha responsabilità civili, penali e amministrative che non ha nessun alto dirigente della pubblica amministrazione. Quindi voglio dire, a prescindere da questo c'è, come si diceva, piove sul bagnato, perché poi ci sono anche questi aspetti che vanno a incidere sull'aspetto, l'unico aspetto che è rimasto, che è il propellente necessario per gli operatori delle polizie, che è la motivazione. Se viene meno lo spirito motivazionale, viene meno un po' tutto. Poi c'è un altro aspetto, che è quello che riguarda questi famosi tagli. Ecco, questi tagli che vengono fatti incidono direttamente sull'operatività. Già si parla, ripeto, della chiusura di 260 uffici di polizia. Il problema è che fare e optare tagli per tutti sembra che c'è uno spreco dappertutto. Allora io ritengo che il buon padre di famiglia, quando ha pochi soldi, fa delle scelte. Ci saranno sicuramente delle cose che andrà a togliere, ma ci saranno delle cose che riterrà sicuramente essenziali, cui non potrà derogare. Invece dare l'idea di tagliare tutto in parti uguali è come se, ripeto, il buon padre di famiglia tagliasse i soldi per portare alle giostre i figli al pari delle spese mediche, portare i figli dal dentista. Io penso che il padre magari preferisce non mettere i soldi a spenderli magari per le cure odontoiatriche. E questo è un po' l'aspetto. Invece quando si taglia per tutti i ministeri si dà anche l'idea che c'è uno spreco, che poi tutto sommato le forze dell'ordine siano uno spreco.